Mantova che, come ha detto giustamente Giampaolo, deve anche far fronte a giocatori che in questa partita sono un po' fuori ruolo, possiamo dire così. Tra questi ha giustamente sottolineato il discorso di Colonetti. Intanto è 5 che prova a difendere questo pallone, vediamo la sua soluzione, un passaggio verso Spinale che mette questo pallone al centro, gol di Del Sante, 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 Mantova in vantaggio. Io non mi cambio più questo, anche se siamo a maggio, sono 100 milioni di gradi, io questo giubbino, questa sciarpa e questo cappello li tengo, magari se arriverà il momento lo faremo vedere anche come... No, Mantova in vantaggio sotto il settore dei biancorossi, finalmente Del Sante, ah che bello, quando fa gol il Mantova è sempre bello, caro Giampaolo. Una bellissima azione sviluppatasi sulla destra, il cross di Spinale è arrivato puntualissimo all'incornata, quasi in tuffo Del Sante al primo vero pallone giocabile. In precedenza l'attaccante, il centravanti biancorosso, era stato protagonista soltanto di appoggi spizzicate, nemmeno troppo precise, invece questa volta davvero non poteva fallire il pallone al bacio offertogli da Spinale. Bene così, 1-0 in vantaggio il Mantova in quello che sottolineava anche Giulio, un derby per la presenza di tanti ex, tra cui anche il DS Bonometti qui in tribuna. Insomma, Mantova in vantaggio.